Il plenum del direttivo regionale, presieduto dal dottor Sandro Morgana ed alla presenza del vicepresidente per l'area sud, ingegnere Santino Lopresti, allargato ai rappresentanti degli allenatori, in questo caso il giarrese José Sorbello, che è debuttante nella carica, e dei calciatori, hanno approvato il progetto per la ripresa dei campionati siciliani di calcio 2020-2021. Il progetto prevede che, non appena emanato il decreto ministeriale del prossimo 5 marzo, verranno convocate le società di eccellenza e Serie D di calcio a 5 per informarle che entro lo stesso mese si ripartirà con i restanti 10 turni del girone di andata. Dopodiché si passerà ai play-off tra le prime 8 della classifica e ai play-out tra le altre 8 formazioni di coda. Tutto ciò avverrà ad eliminazione diretta in gara unica al fine di determinare le squadre promosse e quelle retrocesse. In ogni partita comunque le società dovranno attenersi alle norme anti-Covid, ma sono già stati varati una convenzione con un ente specifico ed un piano di contribuzione che allevi i costi. In casacca, ragazzi, non si aspetta altro che ritornare a giocare e i calciatori che continuano ad allenarsi nelle proprie sedi di residenza scalpitano per un pronto ritorno all'Esseneto. Ricordiamo che la compagine dei Templi del tecnico Francesco Di Gaetano deve recuperare una gara di campionato con il CUS Palermo e in caso di esito positivo balzerebbe in vetta alla classifica. Infine, un grave lutto ha colpito la famiglia dell'ex presidente dell'Acragas Silvio Alessi. È deceduto il papà Vittorio, 84 anni, molto conosciuto ad Agrigento. La redazione di Televisione Agrigento si unisce al dolore degli amici Silvio e Marco. I funerali si terranno giovedì prossimo, 11 febbraio alle 15, presso la chiesa di San Vito ad Agrigento.